Assessore Santoro, oggi la consegna di 37 alloggi a Terrinlargo, Niccolini a Trieste. Nel suo intervento ha sottolineato il fatto che l'Eater, e oggi questo pezzo di città ritorna a Trieste, non è più abitato da certi ceti sociali, bensì riguarda diverse persone e diversi usi e finalità. Sì, questo intervento si colloca come esempio per diversi motivi. Da un lato perché è stata recuperata una caserma dismessa, il luogo di una caserma dismessa, e quindi siamo in città ed è stato quindi riqualificato un pezzo di città, ma verrà abitata da differenti cittadini, quelli seguiti dall'Ater, quindi con l'edilizia sovvenzionata, ma anche edilizia convenzionata con l'amministrazione comunale, quindi che saranno a canone concordato. In più abbiamo un asilo nido aperto al pubblico già dall'inizio dell'anno scolastico, una palestra e quindi un vero pezzo di città abitato da differenti ceti sociali come le nostre città sono ormai caratterizzate.